Farebbe davvero sorridere se non ci fosse da arrabbiarsi chi si accorge improvvisamente del caro energia e improvvisamente del rincaro dei prezzi anche delle materie prime e dell'inflazione che sta attanagliando e mettendo in difficoltà questo paese, le sue famiglie e le sue imprese. Farebbe sorridere, ripeto, se non facesse arrabbiare, perché erano i problemi che erano alla base del patto che ci permetteva di governare insieme a Mario Draghi, con forze le più distanti possibili, perché io niente ho a che spartire con Salvini e con la Lega, ma l'obiettivo era affrontare le emergenze del Paese, le emergenze del post-pandemia, le ricadute del conflitto e dell'aggressione russa dell'Ucraina. Queste cose erano tutte lì e si sapeva che fra settembre e lo scorrere dell'autunno avremmo avuto momenti di difficoltà e scelte difficili. E mi fa ancora più specie, mi fa ancora più arrabbiare che scoprono improvvisamente queste difficoltà le forze che Mario Draghi hanno fatto cadere, come la Lega e Forza Italia, o quelle che Mario Draghi non ha mai sostenuto, come Fratelli d'Italia. Allora, al di là di dichiarare e di denunciare le difficoltà, adesso saranno risposte. Deve darle il governo in carica fino al 25 settembre, devono darle le forze che dal 25 settembre saranno chiamate a governare questo Paese. E il Partito Democratico, al di là di denunciare le difficoltà, è bene che metta in campo le sue proposte. Il raddoppio del credito d'imposta per le nostre imprese sulla bolletta energetica e sul caro bollette, l'allargamento del credito d'imposta, secondo me, anche agli esercizi commerciali che in questo momento stanno soffrendo tanto quanto le imprese, le piccole e medie imprese, i nostri artigiani, e ovviamente anche il rafforzare quelle misure sull'aiuto alle famiglie che già il governo Draghi ha messo in campo e sta mettendo in campo, ma che vanno ulteriormente rafforzate. E quindi affrontando l'emergenza bisogna guardare anche poi al medio e lungo periodo, prima di tutto con un tetto al prezzo del gas, ma io direi con un tetto al prezzo delle materie prime a livello europeo, e qui serve, guardate, un'Europa più forte e coesa, non meno Europa. Qui serve quella stessa Italia e quella stessa Europa che ha ottenuto le risorse del PNRR, non quelli che fino a pochi mesi fa gridavano fuori dall'Europa. Abbiamo bisogno di un'Europa più forte per avere anche un tetto, per anche affrontare le difficoltà, le dinamiche, le crisi geopolitiche che abbiamo di fronte, che avremo di fronte nei prossimi mesi. Quindi il tetto al prezzo del gas, un'Europa più forte e poi la grande sfida della transizione energetica, ambientale ed ecologica, con le energie rinnovabili, con le scelte conseguenti, ma soprattutto con la consapevolezza che non si può percepire ancora nel 2022 la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale come un peso o un limite, come spesso sento dire dalle forze di destra. La transizione è un dovere da un lato, la sostenibilità ambientale è un dovere da un lato, ma può essere per le nostre imprese, per il nostro Paese, anche una straordinaria opportunità.